buonasera. Siamo a Remanzacco all'inizio del 500 e in Friuli, sapete, ogni tanto passano i turchi e fanno quello che vogliono. E quindi Venezia tiene qua in Friuli dei cavalieri levantini, cioè balcanici, slavi, che pascolano qua con i loro cavalli, si addestrano e se arrivano i turchi almeno qualcuno c'è di armato. E uno di questi levantini, la gente del luogo gli dice: ma sai che somigli tanto a un ragazzo che hanno rapito i turchi tanti anni fa? E un contadino di Remanzacco gli dice proprio: ma non sei tu quel ragazzo? E questo albanese coglie la palla al balzo e dice: sì, sono io. E visto che quel contadino è un po' ingenuotto, gli tira fuori informazioni su questo ragazzo di Remanzacco, così fa spargere la voce che è lui, e quando la madre di quel ragazzo rapito lo vede per la prima volta lo abbraccia subito. E c'è tutta la sua famiglia di quel ragazzo a Remanzacco, e lui, l'albanese, sa snocciolare il nome del padre, il nome dei fratelli, uno per uno. Dice: non sapete quanto mi hanno torturato i turchi per farmi rinnegare la fede cristiana. Qui, si toglie la scarpa, guardate, mi hanno tagliato in due i mignoli dei piedi per riconoscermi nel caso fossi fuggito. Perché questo albanese, che si chiamava Martin Gradani, era nato con 6 dita ai piedi. E quindi si è inventato questa storia, ha pensato quell'altro sicuramente non aveva 6 dita, si è inventato questa storia dei mignoli divisi in due per fare credere agli altri, per far capire perché aveva 6 dita. E tutti gli credevano. E così è diventato Simone da Remanzacco, ha ereditato casa, beni, si è sposato, ha avuto figli, continuando a fare il cavalleggero. E poi dopo anni ha cominciato a stufarsi, sono passati i francesi in Friuli, lui ha venduto quasi tutto, ha preso il figlio più grande e si è unito ai francesi. Ed è stato così in gamba che è diventato capitano di cavalleria francese. Ecco, questo racconta Luigi da Porto nel mezzo di una battaglia. Stava raccontando che lì sul Po, in Romagna, c'erano 2 reggimenti di cavalleria, uno francese e uno veneziano, che stavano correndo come matti per prendere un ponte importantissimo, e in quel momento fa pausa, zooma sui francesi e dice: ma quello lì era uno che conosceva il Friuli, un tale Martin Gradani albanese, apre una parentesi e racconta la storia di Remanzacco. E questo è lo stile di Luigi da Porto. Lui fa la cronaca, ma racconta anche gli episodi. Racconta una guerra, ma anche le cause che hanno portato a quella guerra. Racconta gli eventi, ma anche le impressioni che hanno suscitato quegli eventi. Racconta il macro, ma anche il micro, no? E usa una voce personale, di se stesso riconoscibile. Fa qualcosa che non esisteva. E anzi, per definirlo serve aspettare il XX secolo. Che cosa ha questi elementi qua? Il reportage giornalistico. Ma non solo, cioè fosse solo quello, no, qui dentro, queste sono le lettere di Da Porto, qui dentro ci sono anche elementi di new journalism, no? Truman Capote, Tom Wolfe, il cosiddetto giornalismo narrativo, cioè prende fatti reali e li racconta con strumenti letterari. C'è la memorialistica di guerra, c'è la storiografia, è un ibrido. Beh, del resto chi è Luigi da Porto, no? Appunto, è quello che ha inventato Giulietta Romeo, facendo un ibrido di 4-5 storie diverse che si chiamavano Mariotto e Ganozza, Giulia e Pruneo, Girolamo Salvestra dal Decameron, mescolato con i fatti di Udine e con Dante. Insomma, ha preso tutto e ha fatto Giulietta e Romeo, che è, se c'è un talento che ha Luigi da Porto, è quello di individuare i fatti più interessanti, più succosi, e cucirli in modo più emozionante. Appunto, il libretto, a proposito, come vi ha ricordato lui, a €1 se volete comprarlo. Sì. E chi è Luigi da Porto? Cioè, lui si presenta proprio all'inizio, dice: mi piacciono così tanto i resoconti di guerra del passato, no? Da Tucidide, Polibio, e sono così grato a chi li ha scritti per noi che voglio ricambiare per gratitudine. E allora ho raccolto tutte le lettere che ho scritto negli anni agli amici in cui ho raccontato questa guerra, perché sono lettere, no, chiaro, non c'erano i quotidiani, esistevano i fogli di notizie, un editore raccoglieva le notizie che arrivavano in città, le stampava su un foglio, 500 copie e le vendeva, ma non c'erano i giornali come i reportage, chiaro. Da Porto informava una persona per volta, ma lo faceva con gusto, col gusto di raccontare, con le tecniche letterarie. E quindi anni dopo dice:
avevo tutte queste lettere che ho scritto, le ho ripulite e qui le ripropongo per i posteri. E così racconta la guerra. Che guerra è? È questa qua. Vediamo. Eccola qua. I rossi contro i verdi. E lui abita nella zona verde, è come noi del resto, è la Repubblica di Venezia. Da sola contro tutti, è la guerra di Cambrai. E da poco abita a Vicenza, ha 23 anni, e racconta, scrive a suo zio qua a Udine, da Vicenza scrive a Udine, racconta cominciando da perché sono tutti contro Venezia. E non nasconde assolutamente che è la colpa dei veneziani, perché i veneziani sono arroganti, ma tanto. Una volta, per esempio, il Papa ha detto a un ambasciatore veneziano: voi, se non lo smettete, vi farò tornare pescatori come eravate. E l'ambasciatore veneziano ha risposto: beh, più facile Sua Santità, che noi faremo di lei un chierichetto. E poi pure i regnanti di Francia e Impero Germanico si odiavano tra di loro mortalmente, tanto hanno fatto i veneziani che si sono alleati, Francia e Germania, contro Venezia. Scoppia la guerra e gli errori dei veneziani continuano, si organizzano così male che alla prima battaglia contro i francesi, ad Agnadello, rotta totale, i francesi e i tedeschi occupano tutta la terraferma e i veneziani con molta fatica si riprendono una città dopo l'altra, con tutta una serie di errori e orrori che da Porto racconta. E tutto questo fin qui è metà delle lettere, è passata a metà delle lettere strapiene di eventi grandi, piccoli, piccolissimi, ma tutti emozionanti. E con tutti questi errori e orrori, cosa fa appena Vicenza viene liberata? Luigi si arruola nell'esercito. Cioè, ma perché lo fai? Non aspettava altro lui. Cioè, capite, lui è imbevuto di questa cultura della guerra che ha letto per anni e anni, cresci con un immaginario e dopo vuoi viverlo. Lui infatti, per quanto abbia deplorato ogni distruzione, ogni massacro, però come la chiama? Questa bella guerra. E adesso c'entra anche lui ed è entusiasta, lo fanno capitano dei cavalleggeri, lo mettono davanti a Verona che è in mano ai francesi e questi francesi lui li ammira tantissimo perché sono veri cavalieri, sono belli, hanno spirito cavalleresco, sono i suoi eroi. Una volta arrivano da soli due cavalieri pesanti francesi, tutti in armatura, corazzatissimi, e mentre i cavalleggeri veneziani cercano di colpirli, di sparargli, di fargli qualcosa, non fanno niente, uno di questi francesi si rivolge ad Aporto in latino, lingua franca, e gli chiede: ma noi eravamo venuti qua se possiamo giostrare un po' con uno dei vostri cavalieri pesanti, è possibile? Però siccome i cavalleggeri continuano a colpirli, non gli fanno niente, al massimo feriscono i cavalli, e questo francese dice: i veri cavalieri non colpiscono i cavalli. E da Porto, mortificatissimo, ordina subito ai suoi uomini di non colpire i cavalli. Ecco, ovviamente lì da Porto stava benissimo. E invece lo mandano in Friuli, che in confronto è un posto sfigatissimo, perché non succede niente, non ci va nessuno, e qui entriamo nel periodo friulano, di cui vi racconto quello che riesco. Da Porto arriva e subito scrive a un suo amico di Vicenza com'è sto posto, e lo descrive proprio come se fosse un posto esotico, lontanissimo. Sì, intanto dice, attenzione, come un libro di geografia. Allora, caro amico, il Friuli confina a est con l'Adriatico, a nord con l'Isonzo, a ovest con le Alpi, usa proprio questi punti cardinali, e a sud con la Livenza. È il punto di vista del Veneto. E poi continua, sì, proprio al centro c'è questa città, Udine, con il suo colle, che chiaramente dice da Porto è di origine artificiale, perché hanno preso la terra da una depressione che lì accanto, che chiamano il Giardino, che mi ha ricordato tanto il giardino d'inverno famoso del Decameron. E questo Friuli è tutto a macchia di leopardo, cioè in generale è comandato da Venezia, ma alcune zone si amministrano da sole come repubbliche, alcune sono di proprietà di qualche... Ci sono perfino delle città che appartengono ancora all'impero tedesco. Questa, ecco, un'istantanea, poi le cose cambiano sempre in quegli anni, e le zone in giallo sono quelle ancora dell'impero, Codroico, Pordenone, e ogni zona di queste ha le sue leggi, diritto germanico, diritto
diritto canonico, diritto latino. Si parla una lingua, dice da Porto, una lingua composta di vari idiomi, bella ed elegante. I vini sono pregiati e profumati, un po' fumosi, cioè un po' forti, e a qualcuno fanno male allo stomaco. Poi qui si esporta poco, ma falci da qui si esportano in tutta Italia. Da Porto viene messo a Cividale d'Austria si chiama, e anche se sotto i veneziani, e c'è un bellissimo ponte, tutto nuovo, costruito su un pietrone che sembra aver messo lì apposta, dice da Porto dalla natura. Il Latisone, oggi noi useremo l'espressione troppo bello. Lui dice la stessa cosa con altre parole, è di eccessiva bellezza. Troppo bello, eccessiva bellezza. E questi cividalesi come sono? Dice belli e coraggiosi, ma lo sono soprattutto le donne. Infatti a proposito delle donne coraggiose, perché da Porto è proprio sfortunato, lui che dice questa bella guerra, lo scontro importante c'è stato l'anno prima, quando lui era ancora in Veneto. A lui l'hanno raccontato tutti i cividalesi che l'anno prima, e lui lo racconta a noi, era arrivato all'esercito imperiale e ha messo l'assedio su Cividale. E i cividalesi hanno deciso di resistere. Sapete, no? La regola vuole che se ti arrendi all'assedio paghi una tassa molto salata e cambi bandiera. Se resisti e gli assedianti ti conquistano, l'esercito nemico saccheggia, violenta le donne, eccetera. E i cividalesi resistono. A Udine il luogotenente dice: no, andiamo subito all'aiuto di Cividale. Dice il luogotenente: tutti quelli che hanno un cavallo si presentino qui domani mattina se non sono nemici di Venezia. Detta così, arrivano tutti, arrivano vecchi, gente senza armi, con la giacchetta da camera, col cappello di paglia per ripararsi dal sole, sembra un gruppo che va a fare un picnic. Si aggiunge giusto da Venezia un gruppo di cavalleggeri pesanti, 50, che però sono arrivati lì in quel momento lì, sono stanchissimi, il luogotenente è contento e si parte verso Cividale. Arrivati a Remanzacco, i tedeschi li avvistano e mandano avanti 300 cavalleggeri del Conte Frangipane, tutti veterani, tutti vestiti di rosso, che appena toccano i nostri levantini scappano. Arrivano contro i nostri cavalieri pesanti, ma appena arrivano rinforzi tedeschi, girano intorno ai cavalieri pesanti e si rivolgono verso gli udinesi. Che cosa fanno gli udinesi? Si girano e scappano. Panico totale, mollano le armi, cadono da cavalli da soli e i tedeschi arrivano e li uccidono a destra e a manca, anche perché tutto in piano, non c'è posto per nascondersi. Li inseguono fino a Udine, ammazzando tutti quelli che possono, e di notte gli udinesi tornano fuori a cercare i cadaveri superstiti e trovano il luogotenente ferito nascosto in un campo di sorgo. A Cividale intanto i tedeschi, rimpaluzziti da questa vittoria, si gettano al salto delle mura. Avevano fatto una breccia il giorno prima, però i cividalesi in fretta e furia hanno fatto un terrapieno con un fossato dietro che hanno riempito di fascine e inneschi di polvere nera. Così i tedeschi, guidati da un nobile in armatura completamente bianca, cioè guardate l'uso dei colori di da Porto, sempre da Porto che racconta i 300 rossi, nobili in bianco, dai, conquistano il terrapieno, lo oltrepassano e in quel momento i cividalesi danno fuoco alle fascine e quei pochi tedeschi che sono rimasti dentro isolati, compreso il nobile, vengono tutti uccisi. I tedeschi che sono rimasti fuori si scoraggiano e si ritirano e mollano l'assedio. E ad Porto i soldati di Cividale gli raccontano tutto questo, quanto sono stati valorosi i cividalesi civili, ma in particolare le donne, appunto, che hanno partecipato alle difese. E da Porto chiaramente gli dispiace di non esserci stato. Dice, da allora, cioè da quando sono io qui personalmente, i tedeschi non fanno più imprese militari, fanno praticamente dei dispetti, vengono di notte a tagliare le vigne, bruciano le case, e noi veneziani uguale di là, ma perché siamo costretti da quello che fanno loro. Infatti il poco tempo che da Porto sta qui, 1511, si occupa più che altro di contrastare le razzie tedesche. Cioè, vedete, Cormons è tedesca e da lì i tedeschi escono e saccheggiano i villaggi, mentre i reggimenti veneziani sono a Cividale e a Gradisca, e la spina nel fianco. E qui da Porto tira fuori una lettera che ha scritto a chi? Alla sua donna a Vicenza. È l'unica lettera che scrive a una donna. E quindi che tipo di racconto farà? Dice: io sono a Cividale,
e ho deciso di dormire di giorno per andare in giro di notte di mia iniziativa per sorprendere questi tedeschi. Ed è una cosa che toccherebbe fare a Gradisca, non a me da civile. Cioè da Porto poi fa Batman. O meglio, il suo equivalente, il cavaliere che protegge i deboli. E a chi lo vuoi raccontare se non a una donna? E così racconta che di notte, una notte ha visto il rosso di un incendio, da lontano si è avvicinato con i suoi pochi uomini, ha seguito i tedeschi, che erano molti di più i tedeschi, che camminavano sui sassi del Natisone, facevano un rumore e non si accorgevano, non sentivano di essere seguiti. E da Porto li ha attaccati da dietro, facendo suonare la tromba e facendo credere con il buio di essere un intero esercito. Così i tedeschi sono andati in rotta, lui ne ha uccisi diversi e poi gli scrive alla sua donna: quella volta ho vinto grazie a quel buio che viene prima dell'alba, che tante volte io e te abbiamo visto arrivare dall'Oriente nel culmine dei nostri diletti. Qualche combattimento vero c'è, per quanto piccolo, però lui dice, sai, quando si è pochi e fai qualcosa di valoroso almeno ti si nota. E così viene a sapere da un prigioniero che da Gorizia i tedeschi vogliono attaccare Gradisca, fare un'imboscata, tirare i veneziani fuori e poi attaccarli. Quindi va di corsa di civilare a Gradisca ad avvertirli appena in tempo, i tedeschi arrivano, i veneziani escono, ma appunto restano vicino alle mura, così dalle mura di Gradisca possono bombardare i tedeschi. E i combattimenti sono non come nei film è tutti contro tutti, no? Un po' di strategia, di tattica è un gruppo rimane fermo, un gruppetto esce, combatte, poi torna indietro, si riposa, mentre un altro esce. Okay? Tranne da Porto, che siccome viene da fuori è libero, dice mi sentivo libero di fare ogni azione che volevo, come Dioneo. Vi ricordate Dioneo? Chi si ricorda Dioneo? Il Decameron, cioè anche nel raccontare una battaglia da Porto gli viene in mente il Decameron. E qui la squadra di De Porto fa uso di un'arma che si è inventato lui. Sono degli schioppi, dei fucili a canamozza, così, e li si tiene qui sul fianco del cavallo e sembrano da lontano delle mazze, non delle armi da fuoco. Per cui con i suoi uomini gira intorno a quelli che stanno fermi a riposarsi, in attesa, e all'improvviso, bam! Con questi qua che attendevano, che dice una cosa interessantissima. Siamo riusciti a colpirne tanti perché? Perché sparavamo così vicini che la pallottola arrivava insieme al botto. Non dice altro, è una cosa che per lui ha significato, per tutti quelli del suo tempo ha significato, per noi è un po' difficile. Cosa vuol dire? Allora, oggi lo vedete in qualche film, no? Quando c'è un cecchino specialmente, arriva prima la pallottola, e poi pam, il suono della detonazione. Quella volta le pallottole erano più lente, per questo non bucavano le armature dei francesi, no? Ed erano più lente del suono, quindi uno sentiva a destra, bam, e si abbassava perché sapeva che stava per arrivare una pallottola da destra, sentiva di fronte, bam, e scattava di lato. E quindi da Porto dice, era una cosa ovvia per tutti, e da Porto vuole dire quindi, li centravamo perché eravamo così vicini che la pallottola arrivava insieme al bam e non facevano il tempo a schivarla. E vorrei vedere chi si è mai immaginato che nelle battaglie del Rinascimento la gente si muoveva con Matrix. Evitava le pallottole. E alla fine di quella battaglia quelli di Gradisca gli dicono ci lasci qualcuno dei tuoi schioppi, dai, insomma di 13 che ne aveva gliene prendono 6. E in tutto questo i morti dei veneziani sono stati solo 5 e 17 per i tedeschi, perché da entrambe le parti si arrendevano, venivano fatti prigionieri e poi, come vuole la regola, vanno liberati con riscatto. Però anche gli altri erano fatti prigionieri e allora si scambiavano, solo che qui li scambiavano già durante la battaglia, con tutte le armi, con tutti i cavalli, e quelli appena scambiati tornavano a combattere. Da Porto scrive, io non so, mi sembrava di giocare alla giostra prigioniera come si fa da bambini. E poi vogliono fare la stessa cosa a Gorizia, una bella imboscata, decidono di farla il giorno dopo San Martino. Perché? Perché sperano che i tedeschi siano tutti ubriachi per la festa. E infatti va piuttosto bene, sempre con dei dettagli inquietanti, perché è sempre gente che si ammazza, tipo che da Porto è nel mezzo della mischia e dice un fante tedesco, un bellissimo fante, mi ha strappato la spada di mano. E allora io cosa ho fatto? Ho preso la mazza e gliel'ho spaccata in testa. E il punto qua di da Porto è non avevo più la spada, non avevo più la mazza, ero disarmato. Però a noi fa più senso quel bellissimo fante a cui ho spaccato la testa, no? Sono sprazzi di brutalità
che altrove, in altre pagine di Da Porto, in Veneto, in Lombardia, sono moltiplicati per 1000. Qui è tutto più piccolo. Per esempio ci sono i castelletti. Una volta a Pipulzano c'è un castelletto e i veneziani cercano di conquistarlo, e lo conquistano, e dentro ci sono tante bellissime donne dei dintorni che si sono rifugiate dentro. E Da Porto la notte fa la guardia a queste donne dai soldati, per proteggerle dai soldati veneziani. Dice con incredibile fatica. E il giorno dopo i veneziani cercano di prendere anche San Martino, ma i tedeschi li respingono tutti, i tedeschi riprendono Pipulzano e cosa fanno? Lo saccheggiano e violentano le loro stesse donne, mentre i veneziani sono ancora da fuori. Oppure ecco meno, che i veneziani attaccano così perché non hanno niente da fare. Dice, ma sarà facile prenderle, invece arrivano là, le mura sono più robuste di quelle che pensavano, sono più alte, le scale non bastano, pochi veneziani che entrano vengono isolati e fatti fuori, è una disfatta miserabile. È quasi un anticipo dell'ultima battaglia di Da Porto, a Manzano, ne ho ancora per poco. Cosa succede a Manzano? I tedeschi di Cormons durante la notte hanno saccheggiato Terenzano, San Barbenchia, Basardella, Giuliano, e all'alba ritornano indietro e i veneziani li intercettano a Manzano e li massacrano tutti. Probabilmente oggi sono ancora sepolti lì sotto, 400 tedeschi. E di 4 caduti veneziani, uno è Da Porto. Dice, un cavaliere tedesco mi ha tirato una stoccata qui nella gola, e poi mi dicono quello lì è stato ucciso da Martin Gradani, la bavese di Ramanzacco. Cioè, vuoi che Da Porto, da narratore come non ti rifili? La stoccata non l'ha ucciso, è arrivata fino alla nuca, al midollo osseo, e Da Porto è rimasto paralizzato. L'hanno portato a Udine e poi a Venezia e ciao. E lì a Venezia, di nuovo da civile, ha continuato a raccogliere notizie e a scrivere storie incredibili. Chissà per quanto, perché lui scrive all'inizio che vuole raccogliere le sue lettere fino al 1525, alla battaglia di Pavia. Invece le lettere si fermano a 13, lui muore a 44 anni. Perché c'era un grande lavoro di messa in bella. Cosa vuol dire? Trovarle, che non aveva conservate bene, metterle in ordine, tradurle in italiano, perché lui le aveva scritte in veneto. Cioè tradurle in una lingua che non si parlava nemmeno più a Firenze, perché come modello l'italiano ha il Decameron, ecco perché il Decameron di 2 secoli prima. E insomma, questo italiano è molto di moda nel Cinquecento, ma è come tradurre in latino. Quindi è chiaro che Da Porto nella sua breve vita non ce la fa. Ma un'ultima sua testimonianza del Friuli in guerra la troviamo proprio qua, in Giulietta Romeo. All'inizio infatti scrive Da Porto, che stava cavalcando quei suoi uomini per il Friuli, tutto devastato, arso, senza un'anima viva, e Da Porto cavalcava separato dagli altri, tutto oppresso da questa devastazione, si vede in faccia proprio. Uno dei suoi uomini lo vede, equivoca, gli va vicino e gli dice: ehi, basta pensare alla tua storia d'amore con quella là, dai, guarda che si fa male ad amare troppo. Se non lo so io, anzi, per tirarti su, ti racconto una storia delle mie parti in cui 2 innamorati di Verona finiscono proprio malissimo. Grazie.